Andrea, alle spalle c'è il calcio, tanti sport al Benedetto Acquarone oggi. Sì, è un modo per vedere se riusciamo a fare un po' partire un movimento. Questo l'abbiamo chiamato Open Day perché è proprio il significato vero, abbiamo preso che sia un giorno di apertura e che non sia veramente una cosa che rimanga fino a se stessa. Cercare di favorire il movimento degli sport e della disabilità, di conciliare questi due mondi e vedere se riusciamo a fare qualcosa di bello per il nostro territorio. Mi sembra che ha avuto successo. Ha avuto un grande successo, mi ripeto su questa cosa qua, vorrei che fosse, mi piacerebbe, piace alla direzione del villaggio, piace a tutte le istituzioni del territorio con le quali abbiamo parlato in questa settimana, che questo gruppo di associazioni sportive che hanno portato avanti questo progetto fosse per tutti una giornata di apertura, che fosse un inizio e che non rimanesse fine a se stesso. Non poteva mancare il sindaco a questa giornata. Assolutamente no. Questo Open Day di tutti gli sport per la disabilità sono una bella manifestazione e il successo si vede da tante le persone che oggi sono venute qui al centro Acquarone. Lo sport deve dare dei valori sani, sportivi, di correttezza, ed è quello che ci auspichiamo da tutte queste manifestazioni. Il successo che ha dimostrato Chiavari, le società sportive che a Chiavari sono tantissime, è molto importante. Lo sport coinvolge tutti, anche le situazioni un pochino più di disagio. Lo sport coinvolge tutti, è un momento di aggregazione, dà dei principi sani e vi sono anche a Chiavari, posso già dire che il 6 ottobre avremo una tappa del campionato italiano di handbike. Qua a Chiavari abbiamo un campione come Vittorio Podestà e non potevamo mancare a partecipare anche a questo evento che coinvolgerà tutta la città. Anche il golf in questa giornata. Sono molto felice, non potevamo mancare. Stamattina quando ho incontrato il sindaco ho detto si scrive Golf Rapallo e si legge Golf Tiguglio, e manifestazioni come queste fanno essere orgoglioso di essere chiavarese, dovevamo esserci per forza, anche ricordando che siamo il primo circolo italiano a essere accessibile per i disabili. Abbiamo sempre cercato di essere vicini e sensibilizzare anche i nostri giocatori a questa realtà importante da seguire e quindi essere qua per dare un'opportunità è un grandissimo onore. Che esperienza è stata? Beh, allora, la novità è che è un Open Day e quindi vuol dire che finalmente iniziamo per qualcosa che deve proseguire, perché l'Open Day in genere inizia alla scuola, giusto? E l'altra novità è che ci siamo ritrovati tutte le società che fanno questo e quindi molto bene. Io spero che questo futuro sia poi un tavolo di lavoro su cui io mi sto impegnando da tempo, cioè riuscire a portare, nel nostro caso in barca, a vela o a remi, i formatori, gli educatori, gli accompagnatori delle persone che hanno bisogno, perché se li appassioniamo loro riusciamo veramente a fare un'offerta. Non possiamo sempre pensare che l'istruttore possa fare questo mestiere. Questo è un mestiere, va professionalizzato. Se partiamo da chi lo sa già fare dal punto di vista pedagogico, psicologico e umano e gli diamo solo il tecnicismo, secondo me facciamo una buona strada. Roberto, come stai? Così, ma come non muoio. Io ringrazio questa associazione che ha fatto venire tutto per noi e ringrazio soprattutto anche Giuseppe che si è preso un altro collega e però vedo che noi siamo disabili, con queste cose qui ci tolgono la disabilità e siamo contenti di questi operatori che abbiamo. Sei contento oggi?
Una bella giornata, tanti sport. È come se fosse il mio compleanno. Bravo, ciao. Ciao. Davide, cosa dici di questa giornata? Ma vedo che comunque la giornata siamo diciamo anche stati fortunati perché c'è bel tempo. C'è veramente tanta gente, spero che comunque appunto tutti si possano divertire. Io appunto da un lato mi sto divertendo. Qua comunque sì, alla fine abbiamo già, cioè io il mio incontro comunque l'ho già fatto con Emma, e alla fine comunque era un incontro amichevole, tutto quanto. Vediamo non so, cosa ci presuppone diciamo la giornata in sé per sé con altri sport e vedremo praticamente le altre persone praticamente. Io il mio l'ho già fatto diciamo. Come hai iniziato con la scherma? Scherma, se devo dirti, è tutto diciamo una concatenazione, perché io frequento Riativa di Lavagna, che appunto lì diciamo ci vanno molti appunto come centro riabilitativo, praticamente allora gira che ti rigira, sono finito poi nella palestra di Giovanni, lui mi ha accolto e mi ha detto vabbè potresti poi iniziare un po' a tirare e da lì è stato tutto un susseguirsi, ma dico non è da tanto, nemmeno saranno 8 mesi forse in tutto. Ti piace, sì? Sì, mi piace. Comunque anche in ambito, qualsiasi cosa in ambito sportivo, secondo me, cioè, la miglior cosa per una persona che possa fare, sia in ambito per la sua vita, ma anche che comunque lo possa scaricare, sia da stress o problemi, altre cose. Da tutto lì e non devi pensare a nient'altro, devi solo pensare in quel momento allo sport, a quello che stai facendo e basta. Almeno così la vedo io. Emilio, in trasferta a Chiavari. Eh sì, oggi siamo qui all'Acquarone per svolgere una partita insieme a un'altra realtà di Savona che gioca per Entella for Special e faremo una partitella qui alle 3:30 cercando anche di inserire qualche ragazzo dell'Anfas di Chiavari in maniera che anche a Chiavari possa arrivare il calcio anche per ragazzi disabili. Insuperabili, bellissimo il nome. Eh sì, Insuperabili è un'academy che nasce a Torino ormai un po' di anni fa e che al momento ha 14 academy in giro per l'Italia. Svolgiamo calcio sia con atleti di bambini, quindi dal nostro atleta più giovane all'incirca 5 anni, ed arriviamo anche agli adulti. Noi ci alleniamo al campo Ferrando di Cornigliano in Genova, e il martedì e il giovedì e lunedì per i bimbi. Mirko, sei pronto a scendere in campo? Sì, perché la mia squadra la mia squadra a Cagliari è bella tefetesca. Io oggi farò dedico una persona e farò tanti gol per la mia ragazza, farò un gol prima la mia squadra, poi mia ragazza, per mia vita e vincere portiamo la coppa a casa, io così insuperabili. Ecco, bravo Mirko, allora hai già dedicato gli eventuali gol alla tua squadra e alla tua ragazza? Sì. Oggi per mia ragazza, perché prima Federica, Bruno, Chiara e Teresa. Quindi sono già 4 le ragazze, bisogna fare come minimo 4 gol. Sì, minimo. C'hai il tuo da fare, eh? Alessio, Insuperabile. Sì, guarda, sì. Oggi abbiamo volta che vengo qua, speriamo di fare i gol oggi, speriamo di portare a casa la vittoria. Ma siete allenati per oggi o no? Sì, con lui, oggi siamo con lui oggi. Sì. E da quanto è che giochi a calcio? Da tanto. Non ci vai da sempre? Sì. Ogni tanto faccio anche il pontiere, ogni tanto faccio anche l'attaccante. Oggi mi tocca fare il pontiere perché oggi non c'è nessuno, oggi mi tocca fare il pontiere, Ma ti piace più l'attaccante o il portiere? Tutte e due, il pontiere. L'importante è giocare. Sì, l'importante è giocare, l'importante è divertirsi. Non sei più bravo a parare i rigori, se li tiri anche. Sì. Va bene.
Marco, dove c'è il basket in carrozzina tu ci sei. Sì, oggi abbiamo voluto partecipare a questa giornata di sport perché ci sembra una cosa bellissima dove comunque ci sono tutte le possibilità di provare i diversi sport paralimpici e non, e quindi è una bella opportunità per presentare alla città tutti questi sport grazie al Villaggio del Ragazzo e all'Acquarone. Bellissimo. Insomma, anche per far conoscere, no? Certo, assolutamente, per far conoscere le realtà esistenti sul territorio, quindi in qualche maniera è modo per far presentare le squadre, per presentare i vari sport e le varie possibilità che ci sono da poter fare, insomma, a Chiavari. Ecco, tra l'altro l'anno scorso avete giocato proprio su questo parquet come campionato, per l'anno prossimo lo stesso? Sì, sicuramente anche il prossimo anno riusciamo a fare qua gli allenamenti, ci siamo ospiti dell'Acquarone, quindi riusciamo a fare qua gli allenamenti e il campionato. È una palestra che si presta e quindi in qualche maniera siamo ben contenti di poter organizzare qua il nostro campionato. Anche il sindaco in carrozzina. Ho accettato l'invito di Marco Carbone e di Giuseppe Grigone di provare questo sport. Prima li ho visti quando ero sugli spalti e sono rimasto impressionato dagli scontri, dall'agonismo che mettono gli atleti di questo sport paralimpico. È uno sport duro, le braccia hanno bisogno di grande allenamento e avanzare col pallone da basket ci vuole grande capacità, per cui complimenti a tutti coloro che svolgono questo sport e al Centro Acquarone che permette questo sport come struttura. Salutiamo il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, abbiamo Giuseppe Grigoni che fa parte dell'organizzazione di questa giornata. Come è stata pensata una giornata sportiva così? Allora, la giornata che si è sviluppata su più sedi è stata pensata come un punto di incontro delle varie esperienze delle società sportive che già oggi realizzano attività a favore della disabilità o comunque delle fragilità. Quindi sono persone, sono amici con cui c'era già un rapporto, una relazione, con cui vogliamo andare verso un progetto organico, vogliamo rafforzare le nostre esperienze e questo è un punto di partenza. Il Centro Acquarone ha messo a disposizione le sue strutture che sinceramente non sente neanche proprie, sono le strutture di tutti coloro che le possono utilizzare e averne un beneficio. Oggi poi in particolare ho avuto la fortuna di essere istruito nella pratica del basket in carrozzina dagli amici e devo dire che come tutte le volte che ti avvicini a uno sport ne avverti da un lato la difficoltà ma dall'altro il fascino. Stesso discorso vale per la carrozzina, bellissimo. Claudio, insomma, hai un altro tifoso. Ma io spero che oltre ad essere un tifoso è uno dei nostri punti di riferimento, perché possiamo dire che se il basket in carrozzina in Liguria sta ancora andando dobbiamo dire un grazie a Giuseppe e al centro Benedetto Acquarone e perciò al Villaggio del Ragazzo che fin dal momento che noi abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare una struttura accessibile non abbiamo fatto tempo a chiederlo, che già erano disponibili, perciò possiamo dire che se il basket in carrozzina continua è proprio grazie a loro. E per noi oggi è una giornata di festa, una giornata dove abbiamo potuto far vedere a chi non aveva mai visto il nostro sport, che per quanto possa sembrare è spettacolare ma è fortemente inclusivo per ragazzi che magari non hanno mai pensato di fare sport, è un momento di gioia e soprattutto vedere tante discipline per far capire che lo sport non si può limitare soltanto a una o due come può essere il basket, come può essere altre attività. Sono tante discipline, fortunatamente le persone con disabilità oggi possono praticare quasi l'80% delle discipline sportive, mancano a volte le palestre, ma qua al villaggio penso che sia la parola sconosciuta, questa parola di mancanza. Claudio, è anche l'occasione per ricordare che esiste lo sport tipo il basket in carrozzina e tanti altri come questo per tutte le persone che possono farlo. Sì. Posso dire cosa ha detto l'assessore regionale, che chi fa sport invecchia meno, chi fa sport si sente meno solo, si sente meno depresso. Infatti lo sport non ha età, lo sport inizia da pochi mesi di vita e finché la vita ce l'abbiamo. Vedo persone ragazzini di 10, 15 anni, anche persone di 80, 90 anni che fanno attività sportive e sono giovani dentro. Lo sport è proprio un modo per sentirsi giovani e attivi e penso che non esista difficoltà per nessuno per fare attività sportive, ognuno col proprio handicap, con la propria diversità, è fattibile per tutti lo sport. Ma essere come te, essere speciale, tu non sei diverso, sei uguale a me, e se non ci credi è per dispetto.
sorridi, prendi questa musica, ti vediamo un brivido, sono come te, sarò i tuoi occhi, tu per me sentirai profumi e suoni più speciali, sono come te, sarò i tuoi occhi, tu per me ascolterai il battito lieve delle ali. Anche i colori della Virtus Entella oggi presenti al Centro Veneta Acquarone. Sì, innanzitutto va un ringraziamento al signor Molinari che ci ha invitato oggi in questa giornata bellissima di Open Sport e Disabilità al Centro Benedetto Acquarone, e oggi siamo stati invitati per fare un'esibizione di calcio dove giocheremo a breve un amichevole col team degli Insuperabili di Genova. E il nostro progetto è stato sposato dalla Virtus Entella in un progetto che parte dall'Academy con la società Priamar Liguria di Savona, dove appunto come Academy poi è nato anche, oltre con la nostra società che vanta 170 atleti, questo team special dove oggi abbiamo portato questi 4 ragazzi che a novembre insieme a una rosa composta da 12 ragazzi affronteranno il campionato di 4ª categoria ad Alessandria con le maglie dell'Entella, e quindi un ringraziamento anche alla Virtus Entella e a tutta la società che ha sposato questo progetto. Bene, e forza Liguria allora. Sì. Bene, il capitano, sei pronto per l'inizio del campionato? Sono pronto per questo inizio del campionato, ci stiamo allenando tutti bene. E io comunque sono Lorenzo Freccero, faccio parte di questa squadra della Virtus Entella Chiavari e ce la metteremo tutta. Il tuo ruolo? Il mio ruolo è centrocampista. Bene, vuoi un vostro saluto anche? Ti chiami? Andrea Guarente, sono centrocampista, regista e speriamo bene per la stagione. Passi la parola. Io sono Simone Gaggero, appunto della Virtus Entella, e speriamo che quest'anno vinciamo il campionato. Punta. Allora fai gol. Sì. Ma sei bello alto, segni anche di testa, no? Ma ne faccio del punto di testa. Bravo. E tu? Io sono Alessio Tirone, Virtus Entella, e sono difensore sinistro di dietro. Insomma, fermi Simone. Sì. Confermo Simone. Quando avete iniziato a giocare a calcio? Io prima non ero in questa squadra, e poi dopo un po' di giorni ho cominciato a essere in questa squadra qua. Bene, allora salutiamo il capitano. Forza capitano. E un saluto a tutto lo spogliatoio, perché qua siete solo 4 rappresentanti. Gli altri non sono venuti, ma... No, va bene, bastate, la rappresentante. Sì. Buon campionato. Grazie mille. Grazie. E Forza Entella. Forza Entella. Un giorno ti accorgi che esisti e sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà siamo qui per dovere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via e i perché non esistono più. È una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai, e ogni vita lo sa che rinascerà, in un fiore
15ª edizione, Giorgio. Certo, la 15ª edizione del derby Genoa-Sampdoria per disabili. Essere riusciti a fare 15 edizioni consecutive non è una cosa da poco, è un impegno piuttosto gravoso, ma bellissimo, veramente che fa bene al cuore, perché questi ragazzi meritano tutto e anche qualcosa di più, perché non sono certamente da meno dei ragazzi più fortunati di loro. Ecco. Dove nasce questo tuo impegno per questa giornata? Il mio impegno per questa giornata, impegno precedente per riuscire a fare, cioè richiede molto tempo, perché bisogna convocare tutte le autorità, le partite, eccetera. Poi c'è sempre qualche inconveniente. Ad esempio doveva venire la squadra di Spezia, si è ammalato l'allenatore, perciò ci siamo trovati quasi in carenza di giocatori, però va tutto bene. Perché sei partito con questa iniziativa? Beh, sono partito con questa iniziativa quando sono diventato presidente, perché ho pensato che non è essere un club del Panatro, non deve limitarsi a delle cene, a delle conviviali, ma deve fare qualche cosa di più valido. Allora ho pensato a questo, al concorso scolastico, a un'ora per i disabili dove andiamo nelle scuole. Ecco, tutto questo penso che rispecchi veramente le finalità del Panatro. La banda fa allegria. Certo, la banda è molto ma molto importante, perché crea l'atmosfera giusta per queste cose. Poi abbiamo la fortuna di aver trovato una giornata stupenda. Da dove viene questa banda? Da Sussisa, che è vicino a Sori. Sono persone veramente eccezionali, tutti gli anni vengono loro. Da sempre? Da sempre, sì. Allora come andrà quest'anno il derby? Ma il derby normalmente finisce in parità, perché in qualche modo finisce in parità, ecco, perché penso che sia giusto così. Non è un derby agonistico, ma è un derby dove si rispecchiano le qualità delle persone, la bontà, eccetera. Allora qua abbiamo l'arbitro, che siete pronti per entrare in campo, il signor Giordano. Cavaliere dello sport del CSI, è tutto pronto? Tutto pronto, tutto prontissimo per una grandissima partita. Tifiamo Genoa e Sampdoria, ok? Ha già parlato degli spogliatoi? Ha parlato tutto, i ragazzi sono caricatissimi, hanno l'adrenalina a 100 come ce l'ho anche io. I due capitani, prendiamo poi due capitani. Due capitani, il capitano del Genoa, come ti chiami? Leonardo. Leonardo, sei pronto a questo grande derby? Hai voglia di batterla, a pezzi. Insomma, questo cuore rosso-blu. È un cuore che a me mi piace con tutta la squadra. Tutta la squadra? È sempre tifato Genoa? Sì, ma per sempre, la tengo per sempre, tutta la vita. Per sempre. Allora andiamo a conoscere il capitano della Sampdoria. Capitano, sei tu? Come ti chiami? Dario. Allora, buona partita, buon derby. Grazie. Siete pronti voi della Sampdoria? Sì. Il vostro mister cosa vi ha detto negli spogliatoi? Far gol a Leo. Far gol a Leo? Sì. Bene, allora forza Sampdoria e forza Genoa. Genoa. Va di là.
uno sport speciale questa mattina dove siamo tutti coinvolti. Ma io ringrazio il Panathlon che ogni anno organizza questo derby e dà l'opportunità a questi ragazzi di confrontarsi, di divertirsi, stando insieme. E fare sport alcune volte, come in questi casi, aiuta molto a socializzare, a divertirsi e speriamo che insomma il Panathlon, come sempre sta facendo negli ultimi anni, riesca a promuovere sempre di più questi sport per i diversamente abili, per aiutare e dare opportunità di crescita anche nello sport. Abbiamo atleti paralimpici fortissimi e a Genova abbiamo un medagliato d'oro, a Chiavari un altro ragazzo ha vinto un'altra medaglia d'oro, quindi la Liguria a Genova è molto radicata e sostiene moltissimo queste attività sportive che, devo dire, ogni anno danno dei risultati ottimi. Il saluto del sindaco. Allora, come ho detto poc'anzi, io sono onorato di avere qui presenti a Bogliasco per la 15ª volta, mi pare, questo derby tra Genoa e Sampdoria, e il dottor Migone ogni anno mi telefona e mi dice: allora sei d'accordo? D'accordissimo. Ho messo d'accordo la squadra, o meglio la società della Sampdoria con Migone, si sono accordati per questa giornata, hanno ceduto volentieri il campo. E è una soddisfazione riuscire a vedere questi giovani, diciamo diversamente abili, che fanno questa partita con un impegno eccezionale. Poi rigorosamente la partita finisce in parità e credo che sia la cosa più bella di questo mondo. Qua poi è proprio la struttura, il luogo della Sampdoria. Sì, la Sampdoria ha riuscito a realizzare uno degli impianti più importanti della nostra regione, qui è la sua casa, anche se Genova più volte ha cercato in qualche maniera di aiutare questo club a trovare all'interno del perimetro del comune una sua realtà, come del resto al Genoa. Però insomma Bogliasco ormai è un punto di riferimento per il club e per anche i genovesi che hanno l'opportunità di assistere agli allenamenti della prima squadra, e devo ringraziare la Sampdoria perché anche quest'anno ha dato l'opportunità di poter svolgere questa partita e la Sampdoria fa una grande attività. Alcune volte i tifosi non se ne rendono conto, verso veramente i disabili, verso le giovanili, i ragazzi, alcuni con grave difficoltà. È un club che insomma è molto attento anche al sociale, non solo alla prima squadra, c'è un lavoro veramente importante radicato sul territorio genovese e non solo. Ma in genere gli sportivi hanno un cuore che batte più forte. Sì, è vero, noi l'abbiamo registrato in queste ultime settimane, tante discipline sportive, tante società sportive stanno facendo tantissime iniziative di raccolta, insomma, di risorse da destinare agli sfollati di Genova. C'è stata una grossa attenzione, quindi lo sport a Genova e in Liguria è molto radicato, molto vivo, e devo dire che insomma se il Sole 24 Ore riconosce alla nostra realtà il primato di essere la prima città d'Italia sotto il profilo delle attività sportive, un motivo ci sarà. Questa giornata nasce con Pastorino sindaco. Nasce con Pastorino sindaco, è vero, quindi non ne ho saltata una, direi. Poi da 2 anni non sono più sindaco, però mi piace sempre venire a portare comunque la mia presenza, non so se significativa o meno, perché è una giornata di sport con questi ragazzi, in un bel contesto, insomma, e quindi mi fa molto piacere essere qua. Giornate come questa sono sempre un bellissimo ricordo. Devo dire che l'esperienza di sindaco per me è stata una bellissima esperienza, insomma, forse la più bella che ho fatto nella mia vita, perché poi fare il sindaco nel paese in cui sei nato secondo me è una cosa assolutamente soddisfacente, perché poi nei piccoli comuni non è che vanno chissà dove, ti vengono proprio in casa, no? se hai bisogno di qualcosa, e quindi insomma la ritengo l'esperienza più formativa in assoluto della mia vita. Bene, grazie. Direttore, ormai è una tradizione la vostra presenza. È una tradizione, tutti gli anni questa manifestazione si arricchisce di contenuti. Per noi è bello essere qua presenti perché aggiungiamo anche noi un gettone di presenza a questa manifestazione.
Sono qua vicino a me, ci sono 2 nuovi allievi, uno c'era già l'anno scorso e ora ne abbiamo anche un altro, il fratello, che hanno arricchito insomma, la rosa della banda musicale. Ecco il vostro nome? Tiziano Robello. Floriano Robello. 2 fratelli? Sì. C'è anche il terzo laggiù, c'è anche il terzo che sono i piatti. Allora insomma siete una famiglia di musicisti. Sì, proprio tutta la famiglia, quindi bene, bene. Tu suoni? Suono la cassa e niente, la suono da un annetto e mi sono unito grazie a Tiziano, che è mio fratello, perché prima suonava lui le percussioni, poi adesso è passata la tromba, quindi praticamente ci ha convinto a unirci alla banda. Cosa sai, cosa ti piace della musica? Ma mi piace proprio suonare in compagnia, perché poi è proprio divertente suonare in una banda e quindi niente, mi diverto, è una bella esperienza. Bene direttore, allora buon proseguimento. Grazie. I giovani abbiamo visto che non mancano. No, senz'altro si sono aggiunti quest'anno e speriamo l'anno prossimo di averne degli altri, a coprire anche tutte le altre nostre sezioni, rinnovarle un po' e dare una mano agli anziani che è da tanto tempo che suonano. Ecco. Allora buona mattinata. Grazie, grazie. Tutto lo sport questa mattina a Bogliasco? Certamente sì. Diciamo, quelli che reggono le sorti, tra virgolette, dello sport a Genova e nel mio caso anche in Liguria è qua, per un doveroso atto di riconoscenza al patron Club Genova Levante nella persona di Migone e soprattutto a questi splendidi ragazzi che hanno oggi un momento di unione e di superamento delle loro difficoltà, che come vedete lo sport è aggregazione, è emancipazione e inclusione sociale. Come sta di salute il CONI Liguria? Ma il CONI Liguria si sta dando da fare, ha tante iniziative, abbiamo finito una grande stagione grazie a 8 EduCamp sul territorio regionale, stiamo organizzando per la prima volta una presenza del CONI particolare al Salone degli Orientamenti, avremo un padiglione tutto per lo sport, per le professioni dello sport e abbiamo usato un claim che dice per lavorare scelgo lo sport, proprio per far capire cosa vuol dire sport, vuol dire ambiente, vuol dire turismo, vuol dire anche occupazione e lavoro, oltre che ovviamente sport, cioè l'attività agonistica. Abbiamo i colori di Genova in campo, no? Sia blu cerchiato che rosso-blu. Sì, sono 2 colori e speriamo che siano colori che si uniscano in un abbraccio comune per il rilancio di questa città che ne ha bisogno. Ieri ero presente alle celebrazioni a Piazza dei Ferrari, ho colto nella popolazione una gran voglia di ripartire e io devo dire che gli amministratori locali si stanno dando molto da fare, tocca a Roma dare risposte certe. Forse non mi compete, ma mi sembra da cittadino di poterlo dire, attendo queste risposte certe e gradirei che fossero risposte che diano poi la responsabilità agli amministratori locali di poter recuperare questo ponte e soprattutto tutte le infrastrutture tipo la gronda, il terzo valico, il raddoppio dei binari e così via, che servono a portare fuori dall'isolamento Genova e farla tornare quella che è sempre stata, una grande città di attività, anche di turismo, ma soprattutto di commerci e di industria e anche, perché siamo sempre ai vertici, di sport. Allora Daniele, come va? Guarda, è andata bene e no, non si sente. Sì. Per la fortuna ho segnato e ci metterò l'impegno per segnare per il secondo tempo. In campo come si sta? Si sta bene, però si suda e ce la mettiamo da volontà. E anche con la mia squadra di Vertai mi sono sempre trovato bene nella quarta categoria. Nella Sampdoria mi ci impegnerò l'anno prossimo. E qua l'amico Simone Sandoriano cosa dice? Bene, forza vittoria e teno atto lì. Ti stai divertendo in campo? Sì, bene, posso.
Qua abbiamo l'allenatore della Sampdoria. Sì, dunque come al solito, come dicevamo prima, è il 15° anno che partecipiamo al Panathlon e oltre a questo noi diciamo come società dall'anno scorso facciamo anche quarta categoria, che siamo come Samp for Special, e innanzitutto ringrazio la Sampdoria per dare a questi ragazzi l'opportunità di giocare come tutti gli anni in questo contesto. Attraverso le belle maglie anche, no? Sì, senz'altro, come difatti è la maglia più bella del mondo. Sei sandoriano. E invece qua il segretario del Panathlon cosa dice? Ma noi siamo contentissimi che questa iniziativa continui, sono 15 anni che siamo impegnati in questo evento. Quest'anno oltretutto questa nostra iniziativa è inserita nella settimana internazionale del Panathlon. In questa settimana in tutta Europa club Panathlon organizzano eventi sportivi, manifestazioni varie e quindi questo è un altro significativo evento per noi, ecco, in sostanza. Bene, lei da tanti anni segretario? Ma io sono stato anche segretario generale del Panathlon dal 92 al 98, quindi ho un po' di anni di militanza nel Panathlon. Viene da che sport? Ma io facevo alpinismo, sono un genovese votato alla montagna. Alle grandi vette? Beh, insomma, qualche cosa ho fatto, oramai gli anni passano e ci limita a fare delle passeggiate, però insomma lo spirito credo che sia sempre quello. Lo spirito sportivo rimane sempre? Assolutamente, assolutamente. Mia moglie dice che se vedessi giocare dei ragazzi alle biglie mi fermo a guardarli. Bene, rende l'idea, grazie. Lo sport ricorda anche la casa famiglia. Esatto, sì, è da molti anni che l'amico Giorgio Migone del Panathlon Club ci coinvolge in questa bellissima iniziativa e quindi in occasione di questo derby dei disabili viene fatta anche una raccolta benefica a nostro favore dell'associazione Noi per la Vita, che si occupa di una struttura, gestisce una struttura per disabili sulle alture di Genova, a casa famiglia Nostra Signora delle Spine. Fate tanta attività, avete tanti ospiti? E abbiamo adesso una quindicina di persone, una microstruttura dove diciamo si cerca di ricreare un ambiente il più possibile simile a quello casalingo, ecco. E quindi non è una via di mezzo diciamo tra una cosa domiciliare, un'assistenza domiciliare e un'assistenza invece di tipo più ospedaliero, come succede appunto nell'RSA, nei ricoveri. Ecco, noi cerchiamo di dare un'impronta più a misura d'uomo, più familiare, e ormai diversi anni che andiamo avanti e i risultati insomma sono abbastanza buoni, diciamo, ecco, siamo abbastanza contenti. Di che cosa avete bisogno soprattutto? E noi adesso diciamo ultimata la casa, abbiamo la casa famiglia ha preso questa struttura del comune, questa villa storica genovese, Villa de Ferrari in salita Bersezio, ed è stata ristrutturata con fondi in parte fondi regionali, in parte donazioni di privati. Adesso che quindi l'opera diciamo di ristrutturazione della casa è ormai da parecchi anni ultimata e siamo nell'ambito, i fondi vanno per la gestione, ecco, che è una gestione impegnativa, sia per quel che riguarda le spese ordinarie sia per quel che riguarda le spese anche di manutenzione ordinaria, perché comunque ci sono anche queste, e poi stiamo diciamo facendo anche qualche lavoro di miglioria, quindi diciamo che riusciamo a restare economicamente sostenibile perché abbiamo comunque molti volontari e quindi questo ci permette, ecco, di andare avanti.